Ho appena prestato il giuramento come amministratore di Samantha. Per noi era diciamo una cosa importante. Giorgio D'Inca con la moglie Genzianella e i loro due figli escono dallo studio dell'avvocato Davide Fenta di Feltre poco dopo le 12:30. L'udienza dinanzi al giudice Giacomelli del Tribunale di Belluno si è svolta in videoconferenza. Le mascherine celano l'espressione dei volti, ma gli occhi parlano da soli. Da oggi il papà di Samantha ha assunto ufficialmente l'incarico di amministratore di sostegno della figlia che da 11 mesi si trova in una condizione di coma irreversibile. Questa purtroppo non è una vittoria, è che noi riteniamo che sia doveroso che sia un familiare che segue Samantha in questi passaggi. Per cui mi ha fatto molto piacere che il giudice abbia accettato la nostra richiesta. 11 mesi di dolore e di sofferenza per la famiglia di Inca che si è battuta per liberare la giovane di 30 anni che sopravvive collegata a un macchinario alla Gaggialante di Belluno. Sono stati 11 mesi lunghi, pesanti, devastanti, dolorosi, che il dolore sarà indubbiamente anche dopo, però il vederla così soffrire senza la possibilità più di avere una vita è... La decisione del Tribunale di Belluno è storica pur se condizionata dalle decisioni dell'equipe medica che ha in cura la giovane. Io come amministratore ho il dovere di confermare quelle che saranno le scelte mediche, cioè non sono io a decidere, sono sempre i medici, io posso autorizzarle o meno. Per i genitori, il fratello e la sorella di Samantha un atto d'amore, l'ultimo prima di esaudire le richieste in vita di Samantha che per se stessa aveva scelto il mare come casa per il suo riposo eterno. Lei aveva detto voglio una volta che manco voglio essere cremata e portata al mare, e quello facciamo, è una promessa, quindi la manteniamo.